Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di Bovis, di misurazione Bovis e di quant'altro, di qualcosa che è sempre nella sfera dei Bovis. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook, dove lo sapete abbiamo i migliori iscritti. Mi dispiace per gli altri che non ce li hanno, ma i nostri sono i migliori. E in più vi chiedo anche di iscrivervi al canale di Ildegara, trovate qui sotto in descrizione il link, dove ogni lunedì sera il Degara Marietto Veneziano coadiuvati da Midas tengono un percorso esoterico gratuito e siete tutti invitati. Bene, iniziamo questo Bovis perché vedo che c'è un po' di confusione. Quando Marietto Veneziano ha cominciato a parlare di Bovis 6-7 anni fa, con i vari circuiti che metteva sempre a disposizione gratuito nel sito ilcapitano.altervista.org, quindi che chi sta ascoltando per la prima volta questa pillola è invitato ad andare nel sito ilcapitano.altervista.org e scaricare gratuitamente gli ebook gratuiti che il vostro Marietto ha sempre messo a disposizione da 5 anni in qua. Beh, quando il vostro Marietto ha iniziato a parlare di Bovis c'è stato un po' di, come si suol dire, una marea, no? Una marea di gente che cominciava a misurarsi i propri Bovis e tutti che avevano Bovis stratosferici. Insomma, sembrava che l'Italia si fosse svegliata come se fosse il campione mondo di calcio, ma dei Bovis, tutti santi, tutti sopra una certa cifra, e io mi restavo un po' stupito di quanta, come si suol dire, mancanza di sensibilità la gente avesse a livello radiostesico. Al di là di tutto, che c'è da dire una cosa: la radionica la possono utilizzare tutti, la radiostesia è un dono, come quando uno nasce alto, o uno nasce bravo a giocare a tennis, o uno nasce bravo a fare compiti di matematica, o uno nasce bravo a cucinare. Ognuno nasce con i doni e la radiostesia è un dono. Cioè non si può inventare, cioè farsi un corso di radiostesia e pensare di diventare un esperto di radiostesia. Casomai si riesce a fare qualcosina e capire cos'è la radionica, ma la radionica è totalmente un'altra cosa e molte persone non hanno questa, come si dice, capacità di discernere le due materie. Praticamente la radiostesia dà la possibilità di sentire le energie, i campi energetici delle persone, invece la radionica spara, butta, lancia, perché è come se fosse una macchina che è una macchina di onde di forma. Quindi è importante questa cosa qua. Poi bisogna anche capire una cosa, che ci sono due tipologie di Bovis in una persona, anzi vi devo dire la verità, ce ne sono tre. Ma il terzo, il Marietto Veneziano, non lo ha mai detto, per il semplice fatto che non vuole fare terrorismo, e non lo dico neanche in questa pillola. Però ci sono due tipologie di Bovis: i Bovis che trattano il corpo fisico e i Bovis che trattano il corpo animico. Quando io faccio una consulenza, di solito tratto sempre il corpo fisico, perché vado a cercare una consulenza a pagamento. Vi ricordo che chi vuole delle consulenze a pagamento sono 20 franchi, si paga con PayPal, non venite a cercare con altre cartine, è PayPal stop. Ecco, questo per essere chiaro, perché il Marietto è sempre stato chiaro. Poi, e faccio un discorso di fisico. Quando invece faccio le live, e ultimamente stavamo cercando ad esempio le frequenze di scala di coscienza, è chiaro che se il discorso è intavolato sulla scala animica, le radianze delle scale animiche, non guarderò il lato fisico delle persone, perché durante le live sono domande chiuse, sì, no, o al massimo dove uno riesce ad arrivare con i propri Bovis, ma a livello animico. No? A me non mi interessa in quel momento lì proporre un discorso di salute, perché se no non sarebbe solamente una domanda, ce ne sarebbero molti di più, e poi una questione molto personale. Quindi è chiaro che di riflesso anche chi viene nelle mie live al 90% è un'anima in cammino e non è uno che vuole perdere tempo. Questo bisogna anche partire dal presupposto, perché chiaramente il vostro Marietto e la vostra Hilde hanno solamente certi determinati tipi di anime, e queste qui sono anime per forza di cose antiche. Infatti chi non è antico guarda 1, 2, 3 miei video e poi scappa, perché per il semplice fatto che a livello vibrazionale so benissimo che non è tutto pane per loro, cioè nel senso che io non sono per loro e loro non sono per me. Ed è per questo che il vostro Marietto è già contento di avere regalato in
5 anni più di 1.300.000 circuiti radionici e quadranti radiostesici, e in 5 mesi aver fatto 450 pillole e negli ultimi 28 giorni più di 1000 ore di visualizzazione, quindi tantissime persone hanno visto, cioè praticamente un mio iscritto si vede in media nell'ultimo mese 8 video. Quindi vuol dire che una risonanza c'è, la gente piace Marietto, piace la Hildegarda. Però quando voi venite a cercare i bovis, bisogna sottintendere, se uno mi chiede i bovis del corpo fisico o il bovis animici. Se noi parliamo di scala di coscienza, si parte dal presupposto che il vostro Marietto ha tutto intavolato, tutta la mezz'ora di risposte gratuite sulla scala animica. Questo mi sembra palese, perché se no uno parla di burro e l'altro risponde ferrovie. Quindi, cari miei, i bovis, ve l'ho sempre detto, bisogna sputarsi sul campo, sangue e sudore, non vengono giù dal cielo, nessuno ve li può regalare. Se vi dicono che vi tirano su di 2000 bovis, sono tutte favole. Io tutti quelli che ho visto che sono saliti di 150-200 bovis spirituali in una vita hanno sputato sangue, il resto è aria fritta, è marketing, è gente che vi diceva che arrivano gli angeli colorati, gli UFO, gli extraterrestri, gli arcangeli, è gente che canalizza, o gente che lei vede i registri akashici, sono tutte frottole. Cari amici, i bovis bisogna sputare sangue. Poi ve l'ho spiegato, c'è un'altra qualità di bovis che in questa pillola per il momento non ve lo dico, ma seguite le prossime pillole che il Marietto molto probabilmente comincerà a spiegare anche le altre. E gli altri bovis sono ancora più importanti, no? Quindi dovete sempre stare attento di che tipo di bovis state parlando. E qui mi fermo perché in fondo ho già detto troppo e non vorrei appesantire. Quindi quando qualcuno vi dice che vi tira sui bovis, che vi dà la pacca magica sulle spalle, che salite di 10.000 bovis, che basta pagare questo corso e diventate maestri di radiestesia, che vi porta di qua, di là, insomma vi fa anche allunare sulla luna, lasciate perdere, che già le spara grosse il vostro Marietto, non dovete esagerare. Bene, cari amici, il vostro Marietto è finito qui, vi ringrazio di avermi seguito e vi chiedo di iscrivervi al canale di Hildegarda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Grazie cari amici, alla prossima, ciao!